Emozioni e preghiere nella tradizione a Taglio di Po in provincia di Rovigo per la 138esima edizione della festa votiva della Madonna del Vaiolo. Una festa in ricordo di quando, nel 1887, la devozione degli abitanti del tempo nella Madonna della Salute, ribattezzata poi appunto Madonna del Vaiolo, contribuirono a far cessare le morti degli appestati dal morbo del vaiolo nero portato in Poletine da un peschereccio di ritorno dalla Turchia. Un ricordo e un ringraziamento che resistono nel tempo e che riuniscono ogni anno in questo periodo tutti i fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie di Taglio di Po e Mazzorno Destro. A presiedere la processione il vescovo Monsignor Giampaolo Dianin, a fare gli onori di casa i rappresentanti religiosi e istituzionali della comunità di Taglio di Po. È una festa davvero bella, molto sentita dalla gente di Taglio di Po e non solo, perché coloro che poi si sono spostati per vari motivi da questo paese, per lavoro, per altre situazioni, oggi ritornano per venerare la propria Madonna. Rappresenta una devozione grande che logicamente il territorio sente in modo importante. Siamo qua dopo 138 anni ed è come la prima volta. Portata in processione per le vie del paese, la Madonna del Vaiolo ha emozionato anche in questa edizione, coinvolgendo tutti, con i taglianti, così si chiamano gli abitanti di Taglio di Po, fedeli e vicini in questi momenti. La nostra Madonna ce la dobbiamo tenere stretta e fare ogni anno voto a lei di questa giornata. Ha salvato il paese e di questo gli saremo sempre grati. La nostra Madonna del Vaiolo, guai a chi ce la tocca. La devozione di un paese che anche riconosce il segno della divinità nella propria storia. La banda cittadina diretta dal maestro Mario Marafante, la presenza nel corteo delle tante associazioni sportive del territorio, la sosta di fronte alla casa di riposo dedicata proprio alla Madonna del Vaiolo e le parole di chi, durante la processione, ha ricordato la storia, sono stati solo alcuni dei momenti più intensi di una giornata confermatasi ancora una volta carica di emozioni.